E questa sera iniziamo così, con una vostra idea. Sono le 20:03, buonasera e benvenuti! Se li cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra, se li una donna che non ha più voglia di fare la guerra, se li ha patito troppo, se li ha già visto che cosa ti può crollare addosso, se gli è già stata punita per ogni sua distrazione o debolezza, per ogni candida carezza, tanto per non sentire l'amarezza. Senti che fuori piove, senti che bel rumore, se li cammina per la strada sicura, senza pensare a niente, ormai guarda la gente con aria indifferente. Sono lontani quei momenti quando uno sguardo provocava turbamenti, quando la vita era più facile e si potevano mangiare anche le fragole, perché la vita è un brivido che vola via, è tutto un equilibrio sopra la follia, sopra la follia. Follia. Senti che fuori piove, senti che bel rumore, ma forse se è proprio questo il senso del tuo pagare, forse davvero ci si deve sentire alla fine un po' male. Forse alla fine di questa triste storia qualcuno troverà il coraggio per affrontare i sensi di colpa e cancellarli da questo viaggio, per vivere davvero ogni momento con ogni suo turbamento, e come se fosse l'ultimo. Buonasera amici a casa, benvenuti ancora una volta, benvenuti. 348 80 40 254 il numero per i vostri messaggi, richieste, fotografie, saluti al Peiretti e tra un po' saluti anche a Valentina BR7 Branca che ci ha preparata una scaletta, ma una scaletta di quelle indimenticabili. Quindi al che, adesso si usa molto dire questo termine, al che. Cosa cacchio vuol dire al che? Quindi alzate il volume della TV, mettetevi comodi perché sarà una bella puntata. Però, prima di Valentina voglio dare spazio a una vostra idea, a una vostra richiesta. Vai regia, vai, sparamela monitor. Buon lavoro Alberto. Buonasera caro Enrico, ti scrivo anche se non sono il grande Lucio Dalla, scherzi a parte. Quando è possibile la canti, caro amico, ti scrivo. Un saluto a te e a Chiara da Marco da Intra. L'anno che verrà è il titolo giusto ed è per te, però la voglio cantare insieme a voi, tutti. Caro amico, ti scrivo così mi distraggo un po', e siccome sei molto lontano più forte ti scriverò. Da quando sei partito c'è una grande novità.
L'anno vecchio è finito oramai, ma qualche cosa ancora qui non va. Si esce poco la sera, compreso quando è festa, e c'è chi ha messo dei sacchi di sabbia vicino alla finestra e si sta senza parlare per intere settimane, e quelli che hanno niente da dire del tempo ne rimane. Insieme! Ma la televisione ha detto che il nuovo anno porterà una trasformazione, tutti quanti stiamo già aspettando. Sarà 3 volte Natale e festa tutto il giorno. Ogni Cristo scenderà dalla croce, anche gli uccelli faranno ritorno. Tutti! Ci sarà da mangiare e luce tutto l'anno. Anche i muti potranno parlare, mentre i sordi già lo fanno. E si farà l'amore, ognuno come gli va. Anche i preti potranno sposarsi, ma soltanto a una certa età. E senza grandi disturbi qualcuno sparirà. Saranno forse i troppo furbi o i cretini di ogni età. Vedi caro amico, cosa ti scrivo e ti dico, e come sono contento di essere qui in questo momento. Vedi caro amico, cosa si deve inventare per poter riderci sopra, per continuare a sperare. E se quest'anno poi passasse in un istante, vedi amico mio, come diventa importante che in quest'anno ci sia anch'io. L'anno che sta arrivando, tra un anno passerà. Io mi sto preparando e questa è la novità. Ciao Lucio! Signore e signori, è tornata Valentina Branca con Mia Martini, Piccolo Uomo! Buonasera a tutti, ciao Enrico! Ciao. Benvenuta! Grazie. Due mani fredde le tue, bianche colombe dell'addio. Che giorno triste questo mio, oggi tutti liberi di me che sono tanto fragile e senza te mi perderò. Piccolo uomo, non mandarmi via. Io, piccola donna, morirei. È l'ultima occasione per vivere.
Io, piccola donna, morirei. È l'ultima occasione per vivere. Vedrai che non la perderò. Io posso, devo, io devo, io voglio vivere. E insieme ci riuscirò. Io devo farlo, è l'ultima occasione per vivere. Vedrai che non la perderò. Perché io posso, io devo, io voglio vivere. Ci riusciremo insieme. Oh, piccolo uomo, non mandarmi via. Io, piccola donna, muoio se mi lascerai. Piccolo uomo, non mandarmi via. Io, piccola donna, sola morirei. Piccolo uomo, non mandarmi via. Io, piccola donna, muoio se mi lascerai. Valentina Branca, ciao! Ciao a tutti, ciao Enrico. Ma wow. quanto mi e ci sei mancata! anche voi tantissimo, ai nostri ragazzi. amici a casa arriva messaggio, doveva dire, Dov'è? Eccomi qua. eccola qui. Sono qui. Doveva già esserci quando è abbiamo saltato 2 giovedì, settimane. poi ci sono stati problemi tecnico-tattici, Sì. però è un piacere averti accanto. Ricorda il numero, ricordano perché dovrebbero Ma scriverci. assolutamente Ricorda. per salutarci, per mandarci una dedica, un qualcosa, un saluto, raccontarci che cosa avete fatto oggi. Bello, Lo potete fare al 348 80 40 254. A proposito di dediche, dobbiamo festeggiare, anche se un po' in anticipo, un compleanno di un nostro amico, di un nostro fan, di un nostro telespettatore che ha mandato ieri questo messaggio. Vai regia. Ciao Enrico, volevo chiederti un piacere, visto che sabato faccio 60 anni, potresti farmi una canzone di tua scelta? Grazie, un saluto a tutti voi, Claudio Diodogliani. Allora, non l'ho scelta da solo, l'abbiamo scelta insieme io e Valentina, la canzone che ti dedichiamo per il tuo compleanno, una canzone con tanta grinta, con un testo veramente potente. Non è una delle più famose, ma approfitto di questo perché gente all'ascolto magari non l'ha mai sentita. Guardate, ascoltate bene la musica, guardate bene il testo davanti a noi, perché Isabel, ed è il titolo della canzone, è stupenda ed è un piacere cantarla con Valentina, perché questa canzone Ci piace. qua dentro è nata insieme a Così, te. Quindi ci piace tanto. tanti auguri, Isabel. Senti che violini. Sulle mani a casa, tutti! Isabel, anima, tu non hai, mi dibatto in notti sterili. Isabel, dove sei? Maledetta pioggia, se lo vuoi, usami, sprecami, anche se il mio cuore sanguina. Isabel, vivo per te. Isabel, gli uomini vanno via come sabbia o lavi. Cosa fai? Cosa sei? Dove vai? Da che gabbia scappi? Fragile Isabel, di chi sei? La tua via di scampo sono io. Isabel, vivi con me. Ti seguirò, catturerò quel tuo cuore folle. È una bugia che non sei mia. Ridi alle mie spalle. Che disarmonia questa gelosia. Che malattia. Chi riparerà, chi mi ridarà la vita mia. Dedicatissima.
Isabel, ma ti dà frenesia. La città qui sfreccia e strepita. Dove sei? Che ci fai sotto questo inverno? Isabel, amami come se stia finendo il mondo. Lasciati invadere, naviga in me. Mi accenderò, mi scioglierò nel tuo cuore in piena. Proteggerò la tua magia da qualunque spina. Al di là di guai la vedi rasoi, gli occhi che hai. Mi rilascerai, mi contagerai di libertà. Se ti perdi resta ferma dove sei e saprò trovarti qui. Piangi lacrime che non hai pianto mai, forse un'anima ce l'hai. Il destino fa dei viaggi estremi, ma tu vedi l'orizzonte più di me. Tra progetti audaci e sogni strani, fammi amare tutto ciò che ami. Isabella, e adesso la sapete, cantatela con noi tutti, dai. Mi accenderai, mi scioglierai, mi segnerai i sogni tuoi, mi regalerai la diversità che brucia in te, mi rinascerai, mi contagerai di libertà. Isabella. Ma che bel pezzo! Solo in Casa Benedetto, ormai neanche più in radio. Guarda la regia che ci fa anche i Addirittura. fuochi d'artificio. No, beh, Grazie, un applauso, Alberto. applauso Mua. Alberto in regia. Senti, visto che questo brano aveva decisamente una bella grinta, Sì. io resterei su sì. canzoni belle allegre, Sì, sì. ok? Ci sto. Con Marcella Bella, la voce di Valentina Branca, Nessuno mai. Oh!
Cioè, una frase dovevo dire, sono riuscito a leggere quella sotto. Fenomeno Pegretti, bravo. No. Prima volta è venuta, poi la seconda ho detto leggo quella sotto. Sorry. Chiedo scusa. Io ti ho appena sentito, ma gli amici a casa magari ti hanno sentito di più. Vabbè, però no, io lo dico. Allora. Voglio tardare ancora un attimo la pubblicità, Sì. perché adesso andiamo a prendere un brano Sì. di Ricchi e Poveri. Ma non è il solito brano. Questo già ride, perché io devo fare tutte e due i Ricchi e Poveri, la versione gli uomini. Quindi c'era quello lì con i baffi che cantava così, poi c'era l'altro che cantava così, e poi ci sei tu che fai la brunetta. Ok? Già quello fa ridere. Vabbè. Non so, amici, cosa viene fuori, ma ho una cosa da chiedere ai nostri amici a casa. vai, Mandateci vediamo. un messaggio se vi ricordate questa canzone, perché noi l'abbiamo scoperta da poco, ma è vecchia, insomma. Vabbè, vediamo. Vediamo. Non me la ricordo più. Non se la sanno neanche più Ricchi e Poveri. Mi preparo. Questa notte vestita di lacrime d'argento è una notte che tutti aspettavano da tanto, e la radio trasmette una musica di quelle fatte apposta perché si innamorino le stelle. Le finestre si accendono e sbattono le ciglia, e la luna va dietro una nuvola e si spoglia. Il tuo viso ritorna e mi penetra nel cuore. Manchi tu questa notte per essere d'amore, d'amore. E penso a te perché tu sei la cosa più bella, è per questo che io penso a te, perché in cielo è caduta una stella, mi accorgo che io penso a te. È un pensiero che non fa rumore, è una prova d'amore. Penso a te, anche in mezzo a un casino di gente succede che io penso a te, perché tu sei una cosa talmente importante che io penso a te. È un pensiero che non fa rumore, una prova d'amore. Meno male che avevano una lacrima da parte. Tu mi manchi ma devo gridartelo più forte. Una zingara ha detto non piangere destino, questo amore non riesce a rubartelo nessuno. Quando torno vedrai che ne parlano i giornali, perché due che si amano sembrano speciali, e la radio daranno una musica di quelle fatte apposta perché si innamorino le stelle, le stelle. E penso a te perché tu sei la cosa più bella, è per questo che io penso a te, perché in cielo è caduta una stella, mi accorgo che io penso a te. È un pensiero che non fa rumore, è una prova d'amore. Penso a te, anche in mezzo a un casino di gente succede che io penso a te, perché tu sei una cosa talmente importante che io penso a te. È un pensiero che non fa rumore, una prova d'amore. Ah, sai che c'è venuto bene? Ok, c'è il posto. Faccio basso o alto, chi vuoi dei due? Quello che vuoi, quello che ti viene. Tutte e due, Dai. non insieme. Ehi, Penso a te, perché tu sei la cosa più bella, per questo che io penso a te, perché in cielo è caduta una stella, mi accorgo che io penso a te. È un pensiero che non fa rumore, una prova d'amore. penso a te, anche in mezzo a un casino di gente succede che io penso a te, perché tu sei una cosa talmente importante che io penso a te. È un pensiero che non fa rumore, una prova d'amore. Un grande applauso ai Ricchi e Poveri, anche un applauso al nostro Franco. Ragazzi, ci fermiamo, soltanto 2 minuti e mezzo, poi torniamo qui con un brano pazzesco di Ornella Vanoni, che è la cantante preferita del Mi Babbo, quindi salutiamo il Mi Babbo. 20:30, ma guarda che puntualità, ma proprio spacca, 20:30, controllate, 20:30, controllate. Se siete in anticipo o in ritardo dovete modificare qualcosa. 20:31 adesso, pubblicità. Prima di andare avanti però devo salutare il mio amico Angelo di Alba, che mi ha scritto, eravamo in casa con i miei figli, mi ha scritto adesso, stavamo scommettendo a che brano ti saresti tolto la giacca, perché 3 sere che ti togli la giacca più o meno dopo il primo o il terzo, quindi dopo ve lo dico subito, 1, 2, 3, 4, 5, dopo il quinto brano, al sesto brano, vediamo, fatecelo sapere al 34880, ma non in privato a me, al 34880 40 254. E adesso Ornella Vanoni, un sorriso dentro
al pianto. E adesso che dovrei posare per l'ennesima fotografia, sai dirmi tu per caso la migliore inquadratura quale sia? Ormai che con un selfie fai vedere tutto a tutti e così sia, ce la incorniciamo o la butto via. Parole sulle note sono state la migliore compagnia per affrontare la stupidità, abbiamo ancora l'allegria. Se il cielo concedesse un po' di grazia ad ogni anima qua giù, io sarei una santa anima che canta in equilibrio sopra un'emozione, che capovolge l'esistenza alle persone, che non si può spiegare fino in fondo, ma che resta in fondo il cuore. Io sono tutto l'amore che ho dato, tutto l'amore incondizionato, l'imbarazzo dietro al vanto, un sorriso dentro al pianto. Io sono tutto l'amore che ho dato, mare in tempesta e cielo stellato, poco prima di uno schianto, un sorriso dentro al pianto. E adesso che mi chiedi di sorridere vorrei dimenticare ferite da leccare, grandi amori solo da desiderare. Se l'universo scomparisse in un istante non ci fosse più, io sicuramente resterei per sempre in equilibrio sopra un'emozione che capovolge l'esistenza alle persone, che non si può spiegare fino in fondo, ma che resta in fondo al cuore. Io sono tutto l'amore che ho dato, tutto l'amore incondizionato, l'imbarazzo dietro al vanto, un sorriso dentro al pianto. Io sono tutto l'amore che ho dato, mare in tempesta e cielo stellato, poco prima di uno schianto, un sorriso dentro al pianto. E adesso che mi chiedi di sorridere vorrei dimenticare. Strepitosa Valentina Branca in Grazie, diretta qui Pietro. per voi. A un certo punto ti ho visto coi capelli della Vanoni. È Tu vero, stavo forse bene. non hai notato, ma Sì, c'avevo eri la Vanoni dietro. proprio, ma solo i capelli della Vanoni. Ho detto, guarda qua che si è fatta acconciatura della Vanoni. Quasi ci penserò a farmi quel rossino. Possiamo fare un applauso alla Ornella Vanoni, Vanoni, sì. Ornella che ci segue tutte le Mamma mia, sere. Ciao sicuramente. Ornella. Oh, prima o poi ne becco uno che ci segue, che mi scrive. Vabbè. Oh, ma come fai a saperlo? Ornellina! Scrivici, Ornellina. Allora, senti, andiamo a leggere un po' di messaggi. Ma certo, Regia? sono venuta qua per quello, mica per cantare. Cioè, Direi vengo qua solo per i messaggi. addirittura. certo. Ciao Casa Peretti, Enrico, buongiorno, super mitico Enrico, sei super Batman. Batman. Na, 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 Abbraccio na. forte, ti voglio tanto bene. Fausto da Santena, provincia di Torino. Sì, sappiamo dove è Santena. Ciao Fausto, grazie. Ciao Fausto, qui ci abbiamo Batman. Sono Batman, stasera sono Bud Spencer, stasera un Batman. Evviva Casa Peretti, un bacio a Valentina ed Enrico, Dani da Alessandria. Ciao Dani. Ciao Dani, grazie. Io so che stasera va a casa alle 11, mi scrive buonanotte Quel Batman. Bentornata Valentina, ciao Enrico, buona serata. Silvia Mottalciata, ciao Silvia. Grazie Silvia, grazie mille. Beh, se tu sei Batman.
Ciao. Saluto tutta casa Peiretti, bravi, Lilli da Rorà e Stellina. Ma che bella Stellina! Invece Gunther, vogliamo parlare di Gunther? poi vi Parliamo racconterò poi di di Gunther, Gunther. il gatto nuovo della branca, si chiama Gunther. Tedesco. Grazie Enrico Perselli, un bacione da Daniele Luca da Ceva. Ciao ragazzi, grazie a voi. Viva Ceva! Ciao Enrico e Valentina, buona puntata, grazie. Chiunque tu sia. E Batman che ci sta. Sicuro. Ciao ragazzi, che bello stare in vostra compagnia. Ciao Enrico, ciao Valentina e bentornata, ci sei mancata. Sono Noah, un vostro piccolo fans, e siccome ascolto sempre con Nonna Titti il CD del mitico Peiretti, vorrei per favore sentire Dove sei. Grazie di cuore. Ma va bene, ciao Noah, ciao Nonna Titti, vediamo se riesco a farla questa sera, altrimenti te la metto in programma per domani, ok? Vamos. Buonasera a tutta casa Peiretti dal vostro amico Andrea di Borgomanero. Ciao Enrico e bentornata Valentina Branca. Ciao carissimo. Ciao Andrea di Borgomanero. Non la ricordavo, ma complimenti da Gisella. La canzone dei ricchi e poveri. Grazie già. Gisella. Il titolo è Penso a te. Secondo me non se la ricordano neanche loro. Ma non lo so, ma vabbè, l'hanno messa in uno degli ultimi CD che è uscita, ok. che hanno rivisitato tutti i loro brani. Questa c'era, quindi probabilmente magari qualche speranza c'è. l'hanno rispolverata anche loro. Ciao Enrico, mi canti Cercando di te dei Pooh stasera presto se puoi, perché vado a dormire. Grazie mille Micchi da Novara. Vabbè, te la faccio domani sera, non andare a dormire prima delle 21. Dai, questa sera non c'è più posto, ma lo sapete che le richieste non le facciamo quasi mai nella sera stessa. Ciao Micchi, ciao Novara, grazie. Un saluto da Revello, grazie per allietarci le serate. Francesco e famiglia. Ciao Francesco, ciao famiglia. Ciao Revello. Bentornata Valentina, ciao Enrico da Elena. Ciao Elena, grazie mille. L'ascolto c'è sempre, la nostra Elena. E poi? Ciao, vi seguiamo sempre e ci fate tanta compagnia. Questa sera vi seguiamo insieme a una bella Magnacauda. No. Elena, la piccola di famiglia, 32 anni, vorrebbe ascoltare Terra Promessa di Eros Ramazzotti. Saluti da Tavagnasco e buona serata, ragazzi. Quanto ci va arrivare da qua a Tavagnasco? Non lo so. Vabbè, ma prendiamo Regia, l'aereo. quanto ci va? Guarda un po' su Google. Prendiamo il jet privato di Rete 7. No, non è giusto. Ragazzi. Non si mangia la bagna cauda senza Enrico. Ma che buona la bagna cauda! No. Godetevela voi che potete. Come ogni sera, grandissime interpretazioni. Viva Casa Peretti, Giovanni d'Alessandria. La bagna No. Cioè, immaginati Batman che mangia la bagna cauda. Ah, c'è l'elicottero. Regia mi ha scritto che mi viene a prendere con l'elicottero. Ciao Vabbè. Casa Peiretti, Enrico, puoi cantare Noemi la canzone del tuo CD, favolosa la voce di Valentina che ci illumina con il suo sorriso. Un saluto a tutti da Piera, Marcella, Pino, Patrizio da Villafranca. Ciao Villafranca, va bene, la faccio domani sera. Domani sera, già 2 pezzi del mio CD. Uno se riesco lo faccio in chiusura stasera, l'altro domani. Bentornata Valentina, ciao Enrico, bella musica. Ciao da Maddalena. Ciao Maddalena, grazie. Baci a Diana e Vanessa, le mie dolcissime ragazze, mamma Cecilia Monte da Po. Ciao ragazze di Monte da Po. Ciao, l'ultimo messaggio regia, poi ci fermiamo. Vediamo un po' chi dobbiamo salutare. Vedi. Un consiglio, meglio 60 o 30 per 2. Vediamo. Ciao Enrico, per gli auguri e la canzone dedicatami. E un abbraccio a una delle più belle voci italiane, Valentina, sottolineo. Grazie ancora. Tu insieme ai miei e ai tuoi amici per sempre, e logicamente mio figlio Luca. Siete i miei unici amici veri. Claudio Di Dogliani. Un consiglio, meglio 60 o 30 per 2? 60. Sempre 60. Sì. Grazie Claudio, un bacione grande a te. 3 minuti, forse meno, e torniamo in diretta per voi. Sono le 20:42, fermi, non toccate il telecomando. Non si tocca, un secondo. Batman. È vero Valentina, no? Che le richieste le facciamo di solito nelle puntate successive. Però posso deludere un bimbo che così bello, che faceva si il bagno chiamano... in una bacinella piccolissima. Come anch'io da piccolo. Quindi Dove sei? È una mia canzone che parla di quanto è bello questo mondo, ma le cose belle perdono valore quando non si vedono, non si vedono con la persona che ami. E dove sei? Dove sei? Sei in Congo a vedere un ganga o dentro un bar a Gadaira? Sei a ballare in spiaggia, cosa mui? Ti stai facendo
facendo bella per lui. Ma dove sei? Stai dormendo sul metro, stai girando il mondo in pedalo, sei dentro un volo per le Hawaii, ma noi non ci pensi mai. Dove sei, 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 non lo so, ma non sei, 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 sei con me perché, perché dove sei? Se fare shopping a Luserna, far le foto a mezza Barcellona, ti stai giocando tutto a Las Vegas su un'autostrada del Nevada. Dove sei? Sei a Londra a navigare sul Tamigi, o stai dipingendo un muro Parigi in un bar ad Amsterdam a fumare. Sei dentro l'aurora boreale, le mani verso il cielo. Dove sei? Sei, 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 non lo so, ma non sei, 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 sei con me perché, perché dove sei? In un hotel sulle cascate del Niagara, su un cavallo nel deserto del Sahara, sei dal tuo amico che vive a Pechino, stai prendendo un taxi da Milano a Berlino. Dove sei, 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 non lo so, ma non ci sei, 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 sei con me perché, perché dove sei, 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 non lo so, ma non ci sei, 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 sei con me perché, perché dove sei? E adesso andiamo a leggere, dedicatissimo innanzitutto al bimbo, al piccolino che vogliamo tanto bene. E adesso andiamo a finire i messaggi di questa sera. Ricordo che il brano che sentite sotto i messaggi lo potete trovare tra circa una settimanina su tutte le piattaforme. È una mia creazione, si intitola Sigla. Un saluto da Revello, grazie per questo abbiamo letto, sembra un déjà vu. Comunque risalutiamo Francesco e famiglia. Ciao Francesco, ciao famiglia. Anche questo abbiamo già letto. Occhio regia, cerchiamo di riprendere i messaggi dove abbiamo finito, altrimenti li ritorniamo a leggere praticamente tutti. Comunque salutiamo anche Elena. Ciao Enrico, amico Enrico e Valentina, bentornata. Volevo chiederti se puoi farmi sentire Vorrei che fosse amore o Insieme. La vorrei dedicare a mio papà che non c'è più da ben 17 anni, Enrico da Collegno. Vorrei che fosse amore e della Pausini? Sono tutti e due di Mina. Ah, di Mina, Se ok. ti fa piacere te le preparo per settimana prossima. Te le Enrico, prepara va bene? Valentina, va bene? Volentieri. Grazie Enrico, ciao. Baci a Dianessa, a Diana, Vanessa, ho fatto un insieme, Dianessa. Diana, Vanessa, le mie dolcissime ragazze. Abbiamo detto che questo facciamo un occhio, amico mio. Certo che la ricordo, interpretazione super, bravi, lo dice Elmo. Ciao Elmo. Ciao carissimo. La canzone dei ricchi e poveri con il mare di Spotorno. Vi auguro una buona serata. Fabio da Bricherasio. Ciao Fabio, buone vacanze. Questa sera mi sembra più Fabio da Spotorno, però vabbè, certo. va bene uguale. Per far capire chi è. Certo. È il cognome, insomma. Da Bricherasio, bellissimo. Sarà per te è di Francesco Nuti. Ecco quando l'hai cantata la figlia a Ginevra davanti a tuo padre ormai malatissimo. Ebbene, lì mi sono commosso. È un PS. messaggio che è già arrivato ieri sera, che abbiamo interpretato la canzone Sarà per me, Sì. e l'abbiamo già anche letto ieri sera. Ragazzi, attenzione un attimo in regia, per cortesia, facciamo attenzione. Ora lì. Il vero Batman sono io, anche a Gotham City guardiamo Casa Peiretti. Hai visto, Te cercavi la Vanoni, invece Batman senza testa. A me piace Batman, però senza testa. Ci guarda, però i muscoli si vedono. Che come muscoli. io stessi Se ce muscoli li hai quei muscoli lì, identici, girati al contrario, ma ce li ho. quegli stivali ce li hai? Non ce li hai quegli stivali? Ah, ma li hanno mandati 2 volte, eh? Vabbè, i messaggi, sto parlando Bravi. con la regia. Mandateli Comunque va 3 bene, o va bene, 4 va bene, va volte, bene, va bene va lo bene. stesso. Noi andiamo avanti per la nostra strada.
Ricchi e poveri? Ma voi siete ricchi di simpatia e bravura. Ciao Vale, sei grande. Enrico, ma hai anche la voce forte come Franco? Dai ragazzi, un vai che siete fantastici. Un abbraccio dai Pirettini, Betta e Tino. Ciao Betta, ciao Tino, grazie. Ciao ragazzi, grazie mille. Ciao Enrico, mi fai sentire una canzone dei Camaleonti a tuo piacere? Salutami la cantante Maurizio da Volvera. Ciao Maurizio, sono Valentina. La mettiamo in programma. Ciao Maurizio, grazie. Vediamo un po' di Camaleonti, sì, ne so tante. Vediamo domani sera. Ciao, sono Felice da Torino. Vorrei ascoltare Se mi lasci non vale di Julio Iglesias. Bellissimo. Grazie, buona serata. Inizio domani sera con questa richiesta, con questa tua idea, va bene? Domani sera dalle 20 alle 21, sempre in diretta, sempre a Casa Peretti, sempre alle 7. Ciao Enrico, ciao Valentina, bentornata a Casa Peretti. Questa settimana puntate strepitose, sempre più bravi, programma sempre più bello. Luciano da Brandizzo, grazie Luciano. E noi ce la mettiamo tutta, sempre, tutte le sere. Ciao, un saluto da Villar Perosa, saluti Mark. Ciao Mark! Ciao Enrico, un saluto alla bravissima Valentina. Per caso mi potete fare Acqua e sale di Mine Celentano? Un saluto da Simone Borgosesia. La mettiamo in programma, grazie Simone. Ricchi e poveri. Già Ma detto, voi già siete- letto. Comunque risalutiamo Betta e Tino. Ok, cerchiamo. Nel frattempo potete mandarne altri. Noi siamo qui. Valentina, Dimmi. una cover, come piace chiamarla a me. Una cover Sì. fantastica di Laura Pausini, di un brano che ha girato tutto il mondo, è stato in tutte le classifiche del mondo. Il brano in inglese si intitola She, Sì. la versione italiana uguale a lei, Laura Pausini, alla voce Valentina Branca. Lei, il viso che non scorderai, l'orgoglio ed il coraggio, lei, come un tesoro l'oro dentro gli occhi suoi. Lei, l'estate che ricanterai, il giorno che ricorderai, le mille cose che non sai, che può insegnarti solo lei. Lei, la tua ragione, il tuo perché, il centro del tuo vivere, la luce di un mattino che non perderai. Lei, lo specchio dove tornerai, dove ti riconoscerai, semplicemente come sei, uguale a lei. Lei, l'estate che ricanterai, il giorno che ricorderai, e mille cose che non sai, che può insegnarti solo lei. Lei regala i suoi sorrisi senza mai svelare al mondo quando non ne ha, privando il suo dolore libertà. Lei forse è amore che non ha pietà, che ti arricchisce con la povertà di un gesto semplice che eternità. Lei, la tua ragione, il tuo perché, il centro del tuo vivere, la luce di un mattino che non perderai. Lei, lo specchio dove tornerai, dove ti riconoscerai, semplicemente come sei, esattamente come lei. Strepitosa Valentina Branca con questa cover. Nel frattempo sono arrivati altri messaggi che abbiamo anche visto in onda. C'era qualcuno che mi diceva che io sono. Puoi rimettere l'ultimo?
quando canto quella bassa, un incrocio tra Bud Spencer, che ce l'ho qui nella maglia, ce li abbiamo ancora? Ho già cancellati sul momento. No. Canti bene Franco Gatti di Ricchi e Poveri, un incrocio fra Bud Spencer con il mal di gola e un Grizzly che scarica le cassette di frutta. Mannaggia te, Livio. Grazie lo stesso. Ha reso bene l'idea. Ha reso bene l'idea. Bravo Livio. Adesso non vi do uno, non vi do due, ma vi do ben 3 appuntamenti partendo da venerdì. Questo venerdì mi trovate col mio nuovo spettacolo, con la mia nuova scaletta, in punta alla Rocca di Cavour, dove ci sarà sangria e paella, fiumi di sangria, flotte di paella, e quindi mi raccomando amici a casa, tutti a Cavour. Inizio concerto 21:30, la cena inizia verso le 20, mi raccomando prenotate. E questo è venerdì. Ma se non potete venerdì vi aspetto sabato alla Notte Bianca di Torre Pellice, dove sono ospite del Britannia Pub in via Roma, e anche lì si mangia benissimo. Inizio concerto 21:30, non 21. Comunque voi arrivate sempre prima, mangiate con calma e poi mi ascoltate cantare, anzi cantate insieme a me, perché tutto un repertorio di musica italiana le sapete tutte. E se non potete venerdì e se non potete sabato, vi aspetto per una pizza insieme al ristorante Pomodoro di Angrogna, pizza fantastica. Sarà anche lì una serata da stare insieme. Al Pomodoro inizio un po' prima a cantare, diciamo che il concerto inizia verso le 20:30, ok? Io voglio ringraziare una strepitosa Valentina Branca, grazie davvero. Grazie mille a voi, grazie Enrico, ciao amici a casa. La regia, il nostro Alberto in regia, brava regia, ottimo lavoro anche a te questa sera. Lui si diverte perché mi cambia sempre i video dietro, bravo Alberto, bravo. Se volete rivedere questa puntata, canale 83 fra mezz'ora. Domani sera qui insieme a me Gabri Bonino, e mi ha già scritto la scaletta prima, altra puntata assolutamente da non perdere, mentre venerdì ci sarà uno speciale registrato a Bibbiana. A tutti quanti una buona serata e continuate con i programmi di Rete 7, e grazie a Valentina Branca.